Sono Paolo Legrenzi, professore emerito di psicologia cognitiva all'Università Ca' Foscari di Venezia e membro dell'Istituto Veneto. Finora abbiamo parlato dei rapporti che un individuo o dei gruppi di persone hanno con l'ambiente in cui vivono, la percezione, l'attenzione e così via. Però noi abbiamo una capacità che ha colpito l'uomo fin da quando ha cominciato a riflettere sulle sue capacità mentali e che quindi è stato oggetto di studio da millenni da parte dei filosofi, da parte di studiosi di retorica, da parte dei studiosi dell'arte, e questa capacità è inventare mondi di cui non abbiamo avuto esperienza, mondi possibili però, dato il funzionamento del nostro mondo, e creare storie dentro questi mondi possibili. In una sola parola, questa lezione è dedicata alla fantasia. La fantasia, in realtà, non è qualcosa che non si possa studiare con gli esperimenti, perché presenta degli aspetti metodici, cioè delle regolarità. Quando noi inventiamo i mondi possibili, noi inventiamo qualsiasi mondo possibile, ma anche la grammatica delle storie che noi inventiamo contiene in sé delle regolarità. Inventiamo cose possibili, ma non cose assurde. E quando anche inventiamo cose assurde, in realtà le inventiamo con dei vincoli che derivano dal nostro mondo. Una delle tecniche sperimentali per studiare i mondi possibili è immaginare cause di storie che avrebbero potuto svolgersi in maniera diversa. Vi faccio un esempio, un metodo che ho usato per anni. Voi fate una storia che termina con un incidente. Un casellante esce di casa, fa un lungo percorso, arriva in ritardo, chiude le sbarre del passaggio a livello, le sbarre restano aperte, passa un'auto, c'è un incidente. Oppure una persona fa una strada diversa dal solito in macchina, ritarda rispetto al suo programma e ha un incidente. In queste storie, sia che siano a lieto fine, potete fare invece scampato pericolo per un pelo e così via, perdete l'aereo per un pelo, prendete l'aereo per un pelo e così via, voi potete alla fine domandare al soggetto sperimentale di completare questa espressione, se solo lui non avesse perso tempo al bar, se solo lui, il casellante, se solo lui fosse partito un po' prima, se solo lui avesse fatto non la strada panoramica, così. In questi modi si evitano incidenti, oppure lo scampato pericolo per un pelo è stato evitato, cose negative. Allora voi potete vedere se quello che viene modificato nella storia è l'evento più probabile, è l'evento di quelli possibili, per quanto immaginario, è l'evento sotto il controllo del protagonista e così via. E con queste tecniche voi potete fare una specie di tassonomia, di classificazione della costruzione di mondi paralleli. E gli scopi della costruzione di questi mondi sono talvolta di puro intrattenimento, evadere dal nostro mondo, e talvolta invece proprio mondi paralleli in cui noi ci troviamo a vivere. Per esempio, da bambini noi possiamo immaginare che un oggetto sia un'astronave. Molti giochi sono dei giochi, come dicono gli inglesi, pretend to be, in cui voi immaginate che qualcosa sia qualcosa d'altro. E questi sono casi di fantasia attiva, i giochi. E anche nell'arte, costruzione di storie, costruzione di opera d'arte e così via. E poi avete oggi un mondo molto importante di fantasia passiva in cui voi assistete ai prodotti fantastici inventati da altri. Per esempio seguite fiabe, pettegolezzi in televisione. Questa è fantasia, diciamo, passiva. E queste varie forme di fantasia interagiscono con l'uno e con le altre e sono analizzabili sia guardando la regolarità nella costruzione della grammatica delle storie. Anche le storie hanno la loro grammatica, così come noi nel linguaggio.
In genere abbiamo una sequenza soggetto, verbo, oggetto, oppure soggetto, oggetto, verbo, ma non abbiamo tutte le sequenze possibili, come ha mostrato Chomsky in tutti i linguaggi naturali, così anche le grammatiche delle storie hanno dei vincoli. E con lo studio delle grammatiche delle storie e con lo studio di tecniche che cercano di far vedere come le persone inventano mondi possibili, si può studiare la fantasia. Grazie.